Agenti del 206esimo corso, lo giurate voi? Governatore Fedriga, il prefetto Gabrielli ha sottolineato la vicinanza della città alle forze della polizia dopo la grande tragedia che c'è stata qui in ottobre, una vicinanza che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha rimarcato in più occasioni anche concretamente. Sì, noi abbiamo contribuito proprio a sostenere le famiglie dei 2 poliziotti uccisi dal delinquente, ma devo dire che la vicinanza di Trieste e la Regione alle forze di polizia è dimostrata negli anni. Ci siamo stretti tutti durante il tragico evento, ma costantemente, basti pensare appunto alla scuola di polizia, ma penso a tutte le collaborazioni importanti che esistono tra le istituzioni di questo territorio e le forze di polizia e tutti, devo dire, le forze armate e tutte le forze di sicurezza presenti sul nostro territorio. Questo è un orgoglio, penso, che possiamo vantare a livello nazionale e vogliamo continuare in tal senso. Che messaggio si può lanciare oggi ai nuovi agenti? Secondo me la cosa importante è che loro non stanno portando e non solo devono garantire sicurezza ai cittadini, ma sono anche portatori di valori, dei valori che forse la società moderna sta sempre più spesso dimenticando, ma sono quei valori che ci legano a un paese, quei valori che ci legano a delle tradizioni, quei valori che ci legano a delle radici, quei valori che ci legano alle regole che ci siamo dati per vivere l'uno con l'altro. E penso che coloro i quali oggi hanno prestato il giuramento sono portatori di quei valori e quindi hanno quell'onere particolare di portarli avanti e dimostrarlo nella loro vita quotidiana. Un giuramento nella città di Pierluigi e Matteo, un corso intitolato alla loro memoria. Quello che lei ha detto sono parole anche che rappresentano la vicinanza anche di questa città alla polizia e alle loro famiglie. La ringrazio perché questo mi dà l'opportunità per dire ancora una volta grazie alla città di Trieste. Per noi ovviamente è stata una tragedia, non solo 2 giovani colleghi hanno perduto la vita, ma anche le modalità con le quali l'hanno perduta è stata per noi una ferita grande. E questa ferita in parte è stata in qualche modo lenita dalla vicinanza di questa straordinaria città, dalla sua gente che è sempre poco incline a manifestazioni dove magari in altre parti d'Italia sono più consuete, e questo dà ancora di più il senso della straordinarietà e della vicinanza che abbiamo sentito tutto. E quindi colgo veramente anche in questa occasione per ringraziare tutti i triestini, tutte le triestine, tutti i cittadini di questa straordinaria regione, perché veramente abbiamo sentito un affetto straordinario e ci ha fatto sentire la tragedia un po' meno tragedia, quindi grazie. E oggi questi straordinari nuovi colleghi che hanno avuto la sensibilità di dedicare il corso a Pierluigi e Matteo, credo che non potevano scegliere meglio e non potevano iniziare il loro percorso all'insegna delle storie personali e professionali di 2 ragazzi che, come ho detto sinteticamente, ci hanno lasciato tra le altre cose questo bellissimo video in cui traspare la gioia e l'allegria della loro età, la passione per questo lavoro, e quindi credo che migliore viatico questi ragazzi non lo possano avere.